Il primo dell'anno la scomparsa a causa del coronavirus del falconiere di Malcontenta Ivan Busso a soli 42 anni. Il 15 gennaio era mancata la madre di Ivan, la signora Gina Smerghetto di 65 anni, sempre per il Covid. Poteva bastare. Invece, nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 gennaio è deceduto all'ospedale dell'Angelo, sempre a causa del virus, Gianni Busso, 72 anni, papà di Ivan e marito di Gina. Ognuno di loro dopo alcune settimane di ricovero in ospedale. Per Gianni Busso il ritorno in reparto dopo la terapia intensiva aveva dato un po' di speranza alla nuora Elisa, la vedova del figlio Ivan. Sembrava stesse migliorando, invece il cuore non ha retto. Forse per i due coniugi verrà celebrato un unico funerale a Sant'Ilario di Malcontenta. Una vicenda familiare davvero unica e incredibile, dove per fortuna spicca l'aiuto concreto della comunità di Malcontenta ai familiari delle 3 vittime consanguinee, in particolare alla moglie di Ivan e alla loro bambina di solo 2 anni.